Presentata la Scuola di Rigenerazione Urbana ed Ambientale, un nuovo indirizzo formativo attivato dall'Università Telematica Pegaso di Palermo con sede a Palazzo Mazzarino. Il progetto, ormai start-up, ha l'obiettivo di formare specialisti e operatori tecnici nel campo delle azioni progettuali, programmatiche e gestionali relative all'intervento sulla città, l'ambiente e il territorio, con particolare attenzione ai temi della sostenibilità e della rigenerazione in coerenza con i criteri europei. Il progetto formativo è stato presentato in dettaglio nel corso di un interessante convegno a cui hanno preso parte tra gli altri il presidente e il rettore dell'Unipegaso, rispettivamente Danilo Iervolino e Alessandro Bianchi, il rettore dell'Università degli Studi di Palermo Roberto Lagalla, molti rappresentanti degli enti locali, sindaci e referenti di ordini professionali. L'obiettivo è formare nuove competenze valorizzando i beni culturali, attivare un processo di rigenerazione urbana attraverso la sostenibilità ambientale, in una parola promuovere lo sviluppo del territorio in un rapporto di sinergia tra l'Università Telematica Pegaso con la comunità locale, enti pubblici e privati, nonché ordini professionali e associazioni di categoria. La scuola sta per aprire bandi per 2 corsi di alta formazione rispettivamente in tecniche per gli interventi edilizi e urbanistici ed efficienza energetica degli edifici che rilasciano il titolo di certificatore energetico APE e l'attestazione di certificatore ambientale ISO ed anche 2 master di primo livello di valorizzazione dei beni culturali, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale che rilasciano 60 crediti formativi. L'accesso ai corsi di alta formazione richiede il diploma di scuola secondaria superiore, per il master è richiesta la laurea triennale in ingegneria, architettura urbanistica o lauree affini.